Ben trovati amici dell'Ok Pista, martedì sera inconsueto al Pala Regnani perché siamo pronti a vivere l'anticipo degli anticipi, la 10ª giornata della Coppa Italia, Serie A2. Scandiano ospita Viareggio in versione di campo. Si sarebbe dovuto giocare a Viareggio, si gioca qui a Scandiano e al Pala Regnani. Una buona serata da Salvo Fratello, qui al mio fianco Sandro Renieri, dal quale andremo tra un istante. Ovviamente squadre già schierate con Scandiano in tenuta blu completa con inserti rossi, dall'altro lato SPV Viareggio che dà il via al match con maglia bianca e ovviamente inserti rosso-neri, che sono i colori sociali della formazione toscana, quelli che sono i quintetti che sono scesi in campo intanto mentre attacca Scandiano subito con Rocca che viene murato da Torre. Per quanto riguarda Scandiano, tra i pali c'è Tahiti, poi Barbieri, Roca, Tognacca e Uva. Dall'altro lato invece Torre tra i pali, poi Cardelli, Mora Paceco, Raffaelli e Spagnuolo con Torre tra i pali. Sandro, intanto che Scandiano gestisce questo possesso, vengo subito da te. Insomma, gara inconsueta come orario, come giornata e un anticipo anche perché c'è stata l'inversione di campo. Che partita ci aspettiamo questa sera? Buonasera a tutti, buonasera a te Salvatore, orario portoghese perché le 9:15, 21:15 non mi ricordo, io ho 50 anni, non mi ricordo mai una partita giocata a quest'ora. Comunque una partita in cui Scandiano dovrà confermarsi, è già all'attacco, l'abbiamo visto in 2 iniziative pericolose, dovrà confermarsi perché viene da 3 vittorie su 3 e quindi è in testa al girone. E ricordiamo che Viareggio ha 1 punto. È una squadra solida, giovane ma solida, con un'esperienza di un anno già alle spalle, allenata da un bravo allenatore, come ci ha detto anche Mattia Tahiti in settimana, che è Alessandro Martini. E partita difficile perché Scandiano è favorita sulla carta e le partite da favorite nascondono sempre delle insidie perché bisogna entrare con l'atteggiamento giusto ed è quello che non deve sbagliare la squadra di Enrico Mariotti. Dall'altra parte Viareggio vorrà centrare la prima vittoria, ricordiamo che ha ottenuto un pareggio in 3 partite e il potenziale c'è, è una fucina di talenti, Viareggio lo sappiamo e per questo Scandiano deve stare molto attento. Intanto Scandiano attacca con Roca dentro per Tognacca che non riesce a inquadrare la porta, poi la recupera ancora dentro per Tognacca, fermato da Torre. Già dall'altro lato Viareggio con il tentativo di Mora Paceco, fermato dalla retroguardia di Scandiano che prova a distendersi con Uva, velocizza l'azione, Uva in mezzo a 2, fermato, e allora può ripartire Viareggio con Cardelli. Ancora duello tra numeri 29 tra lui e Lorenzo Barbieri, ancora Cardelli, prova la conclusione, grande deviazione qui di Tahiti e possesso che passa a Scandiano, 22:20 da giocare in questa prima frazione, sempre 0-0. Roca per Barbieri, prova ad andare via un bel numero, poi fermato, ma Uva va a recuperare il possesso e a servire Tognacca che finora è il miglior marcatore in questa stagione per Scandiano. 7 marcature finora per Mirko Tognacca, uno dei volti nuovi quest'anno nel centro Palmer Scandiano. Tanto un rilancio della retroguardia di Viareggio, c'è l'infrazione commessa da Roca e allora il possesso con il primo fallo commesso da Alex Roca. Possesso passa a Viareggio con Mora Paceco che va da Spagnuolo, prova una conclusione sporcata e allora ancora Mora Paceco a lottare con Tognacca, possesso che passa a Scandiano, ancora Uva, poi Tognacca e poi Roca verso Barbieri. 37 secondi per chiudere l'azione offensiva, Barbieri lotta, poi cerca il suggerimento per Tognacca che riesce in qualche modo a resistere alla carica di Raffaelli e allora va da Roca che come al solito gioca un po' da regista per Scandiano. Uva tenta la conclusione che termina al lato non di molto e allora il possesso passa a Viareggio
con Mora Pacheco, Cardelli, ancora Spagnuolo dietro la porta, difesa da Tahiti. 26 secondi per Viareggio per chiudere l'azione offensiva. Palla in mezzo, allontana Barbieri in qualche modo, ma si riparte con Raffaelli, cerca e trova Spagnuolo, poi fermato da Uva che va a servire Barbieri, può pensare alla conclusione ma non l'effettua, allora va da Tognacca. Uva, adesso Scandiano con la manovra avvolgente, Barbieri cerca Roca, sponda verso Barbieri dietro la porta difesa da Torre. Qui però è bravo Mora Pacheco a recuperare il possesso e a servire Cardelli. Se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco senza marcature, intanto palla che attraversa tutta l'area di rigore di Scandiano che recupera il possesso con Tognacca verso Uva, si ferma dietro la porta di Torre a proteggere il palo Cardelli, poi scambia con Tognacca, ancora Uva, cerca di metterla dentro, quasi combinano il frittatone quelli di Viareggio e poi in qualche modo Spagnuolo porta via la pallina, perde qui il possesso. Uva va giù, non c'è nulla, sì c'è l'infrazione, aveva allargato le braccia coach Mariotti, Sandro, però Viareggio stava combinando davvero la frittata sul possesso precedente. Sì, bisogna sempre stare molto attenti, se ne vedono anche di questi gol quando, diciamo, per saggiare l'attenzione della difesa qualche giocatore va, prova a tirare dalla dietro porta o da posizione impossibile perché ogni tanto va dentro, quindi è giusto provare. Grande assist di Roca sotto le gambe per Barbieri che non riesce a concludere, poi Tognacca si porta dal lato di centrocampo, lato sinistro, palla dentro a disturbare il pattino di Roca, non era il destinatario, lo è Alessandro Uva che raggiunge la palla adesso, cambia ancora con lo Spagnolo che cerca e trova Tognacca, assist di ritorno, poi ci vuole l'esperienza di Pacheco che con una mano sulla schiena in maniera corretta ferma l'azione, poi lo stesso giocatore con il numero 27 dell'SPV Viareggio fa viaggiare i suoi, partita che inizialmente vede Scandiano in avanti, non all'arrembaggio, Scandiano molto attenta e ha rubato già diverse palline, dal canto suo Viareggio sta difendendo bene, a parte diciamo questa disattenzione di cui parlavamo prima, però sta tenendo le posizioni. Ora Tognacca che ricordiamo 7 reti in 3 partite, il top scorer per Scandiano, ha tentato una conclusione, poi Alessandro Uva dalla distanza, tiro centrale ribattuto ancora da Emiliano Torre, sempre Scandiano con possesso di pallina, riparte il conteggio dei secondi, 40 per andare alla conclusione. Barbieri, posizione centrale, palla dentro, forse poteva anche tentare la sua conclusione. Ancora il 29 sulla pallina, lì indietro per Tognacca da ultimo uomo, finta di tiro, bello, guadagna spazio, tiro, ci arriva ancora Emiliano Torre e fa ripartire il contropiede Cardelli. Scandiano è già rientrato in difesa, quindi Cardelli saggiamente cede per il compagno Mora Pacheco, ancora scambiano i due. Parte ora iniziativa personale dal lato destro, va dietro porta, controllato da Lollo Barbieri, all'indietro Mora Pacheco, ora fase un po' più lenta del match, si gira, tiro accompagnato in bello stile Spagnuolo, però tiro lento e prevedibile, quindi nulla da fare. Mattia Tahiti molto attento anche lui dall'altra parte, sempre Viareggio in possesso di pallina, sempre il capitano Spagnuolo, cede all'angolo per Mora Pacheco, rientra, poi cerca il primo palo, raso terra, nulla di fatto, finisce fuori, parte il contropiede scagnanese, Rocca, palla per Uva davanti per Tognacca che realizza gran contropiede scagnanese, iniziato da Lollo Barbieri, per Uva che non ci ha pensato un secondo a servire Mirko Tognacca che realizza l'8ª rete personale in 4 partite, 17-0-1 da giocare di questo primo tempo, Scandiano in avanti per 1-0, qui salvo contropiede organizzato molto bene dalla squadra di Enrico Mariotti. Assolutamente sì, è stato bravo sia Uva a servire Tognacca che lo stesso Tognacca a realizzare 8ª rete in questo campionato, 8 in 4 partite, insomma aumenta ancora il bottino del numero 79 che porta in vantaggio Scandiano quando mancano 16,50 da giocare in questa prima frazione. È entrato anche Nick Busani proprio a
sostituire Uva, autore dell'assist qualche istante fa. Cambio anche per Viareggio, è entrato Bicicchi con Barbieri e lotta qui con l'altro numero 29 in campo che è Cardelli. Poi Roca riceve da Tognacca, ancora lo scambio 3-2, Tognacca un po' di spazio, 9 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Roca dentro, Barbieri la tocca, la alza e poi palla leggermente troppo alta, quindi ci si ferma. Comunque Torre era intervenuto in tuffo plastico ad allontanare. Allora è Bicicchi toccare il primo possesso, qui però sbaglia tutto e allora Tognacca può servire Barbieri. Barbieri la conclusione respinta da Torre, qui non concretizza una buona ripartenza Scandiano e allora dall'altro lato è Cardelli che va a scambiare con Raffaelli. Bicicchi palla sporcata e possesso in favore di Scandiano. Ricordiamo Viareggio finora ha praticamente sempre giocato in trasferta con un solo punticino del pari 3-3 con Sarzana. Questo perché, mentre qui Scandiano ferma l'azione offensiva dei toscani, questo perché ovviamente non è ancora agibile per i lavori di ristrutturazione il palazzetto di casa e allora si è pensato di invertire il turno e si gioca quindi questo anticipo della 10ª giornata con Viareggio alla ricerca intanto una conclusione che termina al lato. Prova la formazione ospite a distendersi con Mora, Paceco respinge Tahiti, poi salva anche su Raffaelli Tahiti, doppia parata del numero 35 di Scandiano. Roca va a servire Nick Busani dietro la porta difesa da Torre, sponda verso Tognacca che ha postato come ultimo uomo. Allora ancora Scandiano prova a manovrare. Roca, 20 secondi per chiudere l'azione offensiva, time out intanto prenotato da coach Enrico Mariotti. Evidentemente qualcosina non è piaciuto in questi primi minuti. 10 secondi per chiudere l'azione, tenta l'imbucata Roca, prova a recuperare Viareggio, ancora 3 secondi, deve provare la conclusione. Roca sporcata da Tognacca e allora arriva l'infrazione e il possesso passa a Viareggio, ma prima di tutto c'è time out. E allora Sandro, prima sosta di questa prima frazione, Scandiano in vantaggio. Probabilmente a Mariotti qualcosa non è piaciuto per chiamare il time out in questa situazione. Abbiamo visto anche che c'è Stefani già pronto a subentrare. Sì, forse perché vuole sfruttare il momento, ha visto che ci sono spazi, anche se per la verità ha difeso bene Viareggio, non ha proposto tanto in attacco, questo è vero, una grossa occasione prima, più per una disintenzione scandianese che per una bravura o un virtuosismo di un proprio giocatore, però è sempre una squadra attenta, si vede anche dal suo passato, perché ha pareggiato, come dicevi tu, a Sarzana e poi è rimasta sempre incollata alle partite, l'abbiamo detto praticamente quando abbiamo parlato della partita scorsa col Camaiore, che Camaiore è una buona squadra, l'abbiamo visto qua, una squadra a cui bisogna fare molta attenzione non solo in Coppa Italia ma anche in campionato, ha perso solo di una rete e ci è andata anche vicino a pareggiare, quindi non bisogna mai dare per scontato nulla. 14-02 da giocare, Scandiano sì, sta giocando bene con il piglio giusto, ha rischiato poco, però Mariotti probabilmente vuole vedere la partita, non dico chiuderla, però allungare magari il punteggio. Sì, allargare il gap, perché comunque finora quello che ha fatto vedere Scandiano in pista è stato di sicuro positivo, anche se insomma le opportunità ci sono state. I rossoblù sono riusciti comunque, intanto qui Tahiti deve intervenire, ancora conclusione respinta, 3 contro 3. Tognacca incrocia con Nick Busani, poi Roca dietro per Stefani che è appena entrato, prova a velocizzare un po' l'azione. Tognacca costretto a indietreggiare, rientrare nella propria metà della pista, ancora Tognacca gestisce e poi va indietro da Stefani.
scambio con Nick Busani, poi Tognacca, a uscire è stato il capitano qualche istante fa, Lorenzo Barbieri. Tognacca sulla pressione di Cardelli, poi la conclusione dalla distanza di Busani, va giù Stefani e c'è rigore, perché qui l'abbraccio di Mora Paceco ai danni di Stefani, che va giù, lo valuta come passibile di fallo, quindi c'è rigore. 2-2 finora, mi ricordava Sandro, percentuale perfetta finora di Scandiano. Tognacca contro Torre per prolungare questa striscia positiva. Tognacca finta, poi la riporta, parata di Torre, poi l'alza Tognacca, non riesce a metterla dentro e allora arriva il primo errore stagionale di Scandiano. E rigore ha sbagliato Mirko Tognacca, che poi in realtà sull'alza e schiaccia non ci è andato neanche troppo lontano, però è stato bravo Torre a restare in piedi. Poi l'imbucata, Tahiti recupera sul tentativo di Cardelli e allora può andare Scandiano con Roca. L'imbucata dentro per Busani, murato da Emiliano Torre, e allora Bicicchi a servire Mora Paceco, si ferma, gestisce il possesso, trova Raffaelli che si ferma e poi va indietro ancora da Mora Paceco. Conclusione dalla distanza col guantone Tahiti, poi Tognacca a pressare su Mora Paceco e ancora Viareggio che ha altri 40 secondi perché si è azzerato il cronometro. Bicicchi, squadra molto giovane, l'SPV Viareggio Hockey, lo scorso salvezza in Serie A2, una formazione, un organico molto giovane, e ancora si prosegue con la linea verde. Bicicchi, un mezzo tentativo, allontana Tahiti. Roca poteva pensare, forse non si era accorto di essere abbastanza libero, poi imbuca per Busani, dentro per Mirko Tognacca. Scandiano 2, Viareggio 0, 11:40 sul cronometro. E beh, Sandro, Tognacca ha sbagliato prima il rigore, ma questa davvero non poteva sbagliarla. Azione costruita alla perfezione, altro cioccolatino di Roca, un altro cioccolatino di Nicolò Busani, veramente, sul quale c'era scritto basta spingere e Tognacca non si è lasciato pregare, ha spinto giusto, ha realizzato la nona rete, stanno quasi in doppia cifra in sole 4 partite. Scandiano meritatamente in vantaggio per 2-0. È una partita iniziata bene, Mariotti può essere soddisfatto, deve continuare così, manca ancora una vita e non deve, diciamo, abbassarsi e cercare ancora di giocare, probabilmente lo farà, manca ancora tanto, abbiamo detto 11:20 al termine di questo primo tempo. Stefani, diciamo che Scandiano ha anche una panchina molto lunga, di solito fa giocare sempre tutti. Altro numero di Busani che si allunga leggermente la pallina, poteva andare anche in proprio a concludere, dicevamo, della panchina lunga di Enrico Mariotti, che ha sempre fatto giocare, quindi vediamo intanto gran gol in azione personale, se abbiamo visto bene Mora Paceco, sì, gancio e tiro sotto l'incrocio, sotto la traversa, e poi è andato a prendere l'incrocio, quindi dura poco, la gioia del doppio vantaggio per il centro partner Scandiano, che chiede subito time out e rete per Mora Paceco. Veramente un bel gol, azione personale, un rimpallo che lo ha favorito, però lui è stato molto bravo con un gesto tecnico davvero notevole a riportare le distanze sul 2-1. E Viareggio, l'avevamo detto, non è mai una squadra morta, quindi Scandiano dovrà fare molta attenzione. Sì, assolutamente sì, Sandro, è stato bravo qui Mora Paceco, perché comunque ci ha creduto, non è facile poi in effetti su questi affondi crederci fino in fondo, perdonatemi il gioco di parole. È stato bravo perché poi è riuscito a battere Tahiti e a mettere dentro per il 2-1, quindi Viareggio accorcia e beneficia anche di un time out chiesto dal proprio tecnico Alessandro Martini. Allora Scandiano rimetterà la pallina in gioco quando mancano esattamente 11 minuti alla fine della prima frazione. Scandiano 2, Viareggio 1. Roca a gestire il possesso per Scandiano con Tognacca. Continua con questa formazione coach Enrico Mariotti. Tognacca, Roca, Stefani, Busani. Dall'altro lato Raffaelli, Mora Paceco
Bicicchi e Cardelli con Torre tra i pali. Tognacca prova a velocizzare l'azione offensiva, Tognacca cerca il servizio per Busani che va a recuperare la pallina che per un attimo si era bloccata lì. Roca, 10 secondi per concludere per Scandiano. Roca qui frena in modo troppo brusco e perde il possesso, lo recupera Mora Paceco che va a servire Cardelli. Poi poggio per Raffaelli, Cardelli, Bicicchi, prova la manovra avvolgente Viareggio e allora tocca ancora Cardelli, all'indietro Raffaelli, gestisce ancora il possesso con Raffaelli, Bicicchi, 12 secondi per chiudere l'azione offensiva, tenta un'imbucata, così la recupera Raffaelli, poi Busani interviene e va a servire Stefani che prova ad accelerare, Stefani, Rocca, Tognacca, gran parata qui di Torre, bella azione, fotocopia di Scandiano che stava per trovare il tris nella stessa maniera in cui era arrivato il secondo gol, poi la traversa, più arrischiato Scandiano e ancora Roca, il tocco, credo che l'ultimo fosse di Cardelli in salto sulla conclusione di Bicicchi, ha saltato per evitare la pallina ma invece probabilmente l'ha deviata sulla traversa, forse anche togliendola dallo specchio. Stefani attacca ancora Scandiano, Stefani all'indietro per Roca, forte verso Busani, subito su di lui Mora Paceco, l'imbucata per Tognacca, scambio con Roca, Stefani prova ad andare dentro, Stefani, Bicicchi su di lui, Stefani si gira, costretto a tornare indietro, 10 secondi per concludere, Busani pensa alla conclusione, l'effetto a sporcata, poi Roca, la respinta di Torre, qui molto attento il portiere, poi dentro per Tognacca, palo, ancora vicino alla marcatura Tognacca, un passo dalla tripletta personale, davvero ispiratissimo Mirko Tognacca. Bicicchi, Mora Paceco, pronto Spagnuolo a rientrare tra le fila di Viareggio. Mora Paceco scambia con Cardelli, poi conclude, sporcata la conclusione, bisogna dire che le conclusioni di Viareggio dalla distanza sono abbastanza pericolose. Stefani, cambio doppio per Scandiano, dentro Barbieri e Uva, fuori Roca e Tognacca, quindi esce l'autore delle due marcature rosso-blu, Uva, autore invece dell'assist della prima marcatura di Tognacca, Busani, dentro per Uva che non inquadra lo specchio da ottima posizione, time out Viareggio, qui Sandro, altra bella azione di Scandiano, è mancata la precisione di Uva nella conclusione. Sì, un po' la potenza anche, però è stato costruito bene come quella di prima che hai commentato bene tu. Il contropiede Scandiano si fa notare, abbiamo visto oltre 2 gol tante azioni positive, per contro suo Viareggio, pur essendo una squadra molto giovane, sia il gol che anche qualche situazione pericolosa, vedi la traversa, l'ha fatta diciamo da vecchi marpioni, perché comunque non è un caso che la palla sia arrivata su una traversa, quando c'era un tiro da lontano a palombella e un giocatore è passato davanti per non far vedere il portiere, quindi sono malizie e sono virtù che comunque vanno dato atto ai ragazzi di Alessandro Martini che ci stanno provando. Dobbiamo vedere poi alla lunga quando un po' fisicamente sicuramente calerà un po' la partita, le squadre si allungheranno perché, ripeto, Scandiano è una panchina molto lunga e dovrà dosare le energie perché comunque dovrà giocare anche sabato a forte, ogni tanto si gioca ogni 3 giorni, lo sappiamo, però insomma abbiamo visto che Viareggio non è stata a guardare e sul 2-1 ha colpito anche una traversa, quindi massimo rispetto e si deve continuare a giocare così che poi prima o poi va dentro. Abbiamo visto diverse azioni fatte molto bene, può essere soddisfatto dal punto di vista del gioco. Enrico Mariotti deve stare attento perché comunque Viareggio non sta a guardare, sta cercando di portarsi pian piano anche più avanti nella metà campo. Vediamo ora che manovra il capitano Spagnuolo, cerca lo spazio per il tiro, cede a Bicicchi sul lato sinistro, ha davanti a sé Stefani, un brutto cliente, tiro, vedi come tirano con l'uomo davanti proprio per non far vedere un portiere la palla partire ed essere pericolosi. Vediamo Stefani ora al lato destro,
tutto chiuso, all'indietro per Lollo Barbieri che potrebbe anche tirare, ci pensa un attimo, poi scarica su Uva, all'indietro ancora per il 6 rosso-blu, dietro porta per Nicolo Busani che ha appostato, aspetta qualche movimento, poi va in proprio, la palla gli esce alta, l'arbitro non fischia, la palla rimane lì, va in contropiede Viareggio col capitano Spagnuolo, buona la sua prova, 6,50 da giocare ancora di questo primo tempo. Cardelli cerca spazio, non lo trova, all'indietro per Mora Paceco, il realizzatore dell'unico gol fino a questo momento, cerca il tiro, trova il compagno Spagnuolo, ovviamente involontario, ora si vanno a sincerare, arbitro ricordiamo Mattia Fermi di Piacenza, figlio d'arte, lo ricordiamo con piacere suo papà arbitro internazionale che è venuto a mancare qualche anno fa. Tutto a posto, 6,40, salvo, dobbiamo dire che questa partita Scandiano la sta interpretando bene, però manca ancora il colpo del KO. Sì, assolutamente sì. Anche Viareggio la sta interpretando bene. Bisogna essere onesti perché è una squadra che comunque, nonostante la differenza anche di valori tecnici, sta dimostrando di metterci tutto il cuore necessario. La formazione ospite. Adesso è proprio Scandiano però ad attaccare con Busani che cerca la finta, poi va all'indietro da Barbieri, pensa alla conclusione dalla distanza, ancora colpito Spagnuolo che purtroppo è sfortunato perché due conclusioni entrambe addosso a Spagnuolo, stavolta si arrabbia, lancia via il guanto perché il colpo è stato abbastanza duro, allora Spagnuolo è costretto a uscire, entra di nuovo Raffaelli, fatto abbastanza male il capitano di Viareggio che adesso è anche un po' arrabbiato perché è chiaro che se la fortuna è cieca, la sfiga invece ci vede benissimo in questo caso, 2 volte su 2 nelle ultime 2 conclusioni per Mattia Spagnuolo che adesso con il ghiaccio, intanto 7 secondi per chiudere questa azione offensiva del Scandiano. Barbieri, conclusione che termina direttamente in tribuna perché abbiamo visto un po' una fuga nel settore dove è arrivata la pallina e adesso recuperata da una signora in prima fila che ovviamente ringraziamo per aver rimesso in gioco la pallina. 6 minuti e 3 secondi da giocare in questa prima frazione con Viareggio che vince la palla contesa, poi però perde il possesso, qui rischia però anche Scandiano, Bicicchi, suggerimento così così e allora tocca a Uva servire Stefani, all'indietro per Uva, così così, attacca Scandiano, dentro, pallina sporcata, adesso 2 contro 1 per Viareggio, Mora Paceco, Bicicchi, tenta una via di mezzo tra passaggio e una conclusione, poi sbaglia Tahiti, va Busani, prova ad andare via, c'è il fallo, c'è l'infrazione, dovrebbe essere il secondo commesso da Viareggio, Scandiano ha già rimesso in gioco la pallina, con Barbieri verso Stefani, scambiano i due, poi Barbieri, Uva, dietro per Nick Busani, dentro palla sporcata, palla che arriva dalle parti di Alessandro Uva, all'indietro per Stefani, altro giro per Scandiano, Stefani prova a entrare in mezzo a due, sporcato il possesso, lo recupera Viareggio che può andare in un 3 contro 2, poi rientra Scandiano e Mora Paceco va ad appoggiarsi a Bicicchi. Mora Paceco, 4,54 da giocare in questa prima frazione, 2-1 per Scandiano ai danni di Viareggio, time out prenotato da Mariotti, palla che resta in campo nonostante la conclusione altissima. Stefani, Uva, Barbieri, slalomeggia, poi Stefani per Uva, ancora Barbieri, Uva, 23 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano, Stefani dentro per Uva, la parata di Torre, qui è stato molto attento il portiere di Viareggio, poi ancora Stefani a recuperare il possesso in mezzo a due, Bicicchi gliela sporca e allora Cardelli può andare dall'altro lato, Cardelli sporcato da Uva, Scandiano prova a rispondere veloce, adesso si gioca molto veloce in pista, Barbieri conclusione stoppata da Bicicchi che poi prova ad andare via, finta contro finta su Barbieri, all'indietro per Mora Paceco e Viareggio altri 37 secondi per gestire l'azione offensiva con Raffaelli verso
Cardelli, parata di Tahiti. Stefani cerca e trova Uva dentro per Busani, palla che non arriva, la recupera però Barbieri, tanto è uscito Bicicchi che forse si è infortunato ed è entrato un altro giocatore per Viareggio, intanto è Uva, giocare con Barbieri, conclusione sporcata, pallina di nuovo in tribuna. Time out Scandiano, 3:10 da giocare, fase un po' confusa Sandro, c'è da ragionare ancora per Scandiano che deve un po' risolvere in questi ultimi minuti il rebus di questa partita, perché Viareggio negli ultimi minuti non sta facendo male. Sta difendendo molto bene la squadra di Alessandro Martini, non lascia passare neanche un 1 contro 1. Con le azioni ragionate Scandiano va in porta, però dovrebbe concretizzare un pochino di più, sta facendo bene la fase fino alla realizzazione, esecuzione perfetta, diciamo costruzione perfetta, esecuzioni irrivedibili. Adesso vediamo se in questi ultimi 3 minuti riuscirà a colpire ancora. Per il momento è in vantaggio 2-1. Sì, ha giocato bene, ma anche Viareggio ha fatto la sua partita, è stata pericolosa più volte e qui Tahiti non è chiamato in causa tanto spesso e deve rimanere caldo, deve rimanere concentrato, perché qualche azione, qualche sortita offensiva può essere anche letale. Abbiamo visto che pur essendo una squadra giovane è anche tra virgolette esperta e soprattutto nelle situazioni offensive, mentre nella parte difensiva sta facendo molto bene la squadra toscana. Stato intanto col 12 Cristian Tomei, che ha dato un po' il fiato al numero 7 spagnolo. Esordio anche per lui al Palaregnani quando mancano 3 minuti e 11 secondi al termine di questo primo tempo. Sempre Scandiano in vantaggio per 2-1, doppietta di Tognacca, 9 gol finora per lui e gol dell'SPV Viareggio per Oscar Mora Paceco. E si riprende con Stefani in possesso di pallina, è entrato intanto Rocca, ora in possesso di pallina subito per Uva che cerca il mismatch con Cardelli, poi cede all'indietro per Barbieri, palla per Uva che cerca il tappino in area davanti alla porta ma non riesce, la conclusione gli va esterna al palo sinistro, poi pasticcia un pochino Raffaelli, cede una palla sanguinosa a Rocca che cerca ma non trova Stefani perché si chiude la difesa Viareggina, va in avanti Mora Paceco, sotto gamba, tiro di Paceco fuori di poco, conclusione pericolosa anche stavolta del Viareggio, poi brutta palla di Stefani Parrocca che in qualche modo la addomestica, c'è per Lollo Barbieri che prende un po' di pista, ancora Stefani esce dai blocchi dal dietro porta precisamente Uva, poi Barbieri, tiro di Barbieri, finisce di un niente fuori. Si dovrà ricorrere anche a queste conclusioni da fuori con magari un uomo davanti e cercare una spizzata come in questo caso ha cercato Lollo Barbieri, ora in possesso di pallina all'indietro per Stefani che parte da lontano dal lato destro, cerca di incunearsi, poi cede per Rocca all'indietro per Lollo Barbieri, 2 minuti esatti al termine del primo tempo, Barbieri va deciso Raffaelli a cercare di rubargli palle, poi girata lenta qua di Stefani che con la conclusione che termina fuori dalla portata di Emiliano Torre, quindi riparte Viareggio, viene tenuto sulla linea di metà campo, Scandiano ha una difesa guardinga ma aggressiva, Paceco per Cardelli, 1:30 da giocare, Stefani con esperienza qua fa saltare la palla davanti a Tomei, la riconquista dà per lo spagnolo Alex Roca, lato sinistro per Uva che esce a prendersi la pallina, diciamo, marcature attente da parte dei giocatori di Alessandro Martini, ci prova ora Stefani ancora per Rocca, cerca spazio che non trova, all'indietro per Lollo Barbieri, cercherà la conclusione probabilmente da fuori, va in proprio sul lato destro, tutto chiuso, anzi tutto concentrato nell'area di rigore, all'indietro Rocca, 1 da giocare, 14 per andare alla conclusione, sui pattini di Stefani favorisce il contropiede di Mora Paceco in sottogamba, forse ha preteso un po' troppo, riprende ancora la palla Rocca, va in contropiede ma Viareggio è già impostato in difesa, bella palla di Barbieri per Stefani che la controlla male, non riesce ad andare alla conclusione, 40 secondi al termine, salvo qua bisogna tenere e cercare magari una conclusione negli ultimi 10.
Assolutamente sì, comunque Viareggio è cresciuta tantissimo negli ultimi minuti. Mora Paceco, finta su Barbieri, poi in due su di lui, l'imbucata verso Tomei, fermato da Stefani, 20 secondi per andare a chiudere in avanti per Scandiano. Barbieri porta la pallina, si ferma sulla pressione di Mora Paceco, lo aggira, un bel movimento, fermato, può andare in contropiede Viareggio. Paceco si ferma anche lui, 6 secondi per provare a chiuderla dietro. Raffaelli tenta una conclusione disperata, una preghiera dalla distanza che però non viene esaudita, e allora finisce qui la prima frazione. Scandiano 2, Viareggio 1. Finora decide la doppietta di Mirko Tognacca, per Viareggio la rete di Mora Paceco. E Sandro, ti chiedo giusto per chiudere, è stato un primo tempo in cui Scandiano è partita molto bene, nel finale è venuto fuori però Viareggio. Sì, è partita molto bene, qualche volta un po' leziosa e bisogna concretizzare di più, ovviamente, e bisogna tornare a segnare un po' a raffica, un po' come ha fatto a Sarzana, dove non ha lasciato proprio nulla al caso, ed essere più cinici davanti. Poi si sono viste delle belle cose, è vero, ma Viareggio è un avversario tosto, lo sapevamo e lo sta dimostrando. E allora fermiamoci per qualche istante e poi torniamo sempre qui in diretta dal Pola Regnani per il secondo tempo di Scandiano Viareggio.
Amici dell'Ok Pista, ben trovati. Secondo tempo di Scandiano Viareggio in questo anticipo della 10ª giornata della Coppa Italia Serie 2. Si gioca al Palregnani di Scandiano, con Scandiano che al momento è in vantaggio 2-1 su Viareggio. Ancora una buona serata da Salvo Fratello, con me Sandro Rainieri. Stiamo vivendo le emozioni di questa sfida tra emiliani e i toscani. Scandiano alla ricerca di 3 punti per proseguire nel proprio percorso netto. Finora 3 vittorie in 3 partite. Dall'altro lato Viareggio invece cerca la prima vittoria del proprio campionato e si riparte con Scandiano, con Barbieri a servire Busani. Ancora la formazione rossoblu, Roca dalla distanza, conclusione sporcata, poi Nakama fa segnare con il suggerimento per Alex Roca. Sandro, vengo subito da te. Evidentemente il discorsetto negli spogliatoi ha fatto effetto, perché Scandiano è uscita dopo un po' dagli spogliatoi alla prima azione, al primo affondo, 3-1. Immaginiamo che abbia detto di essere più concreti, più cinici, come ci auspicavamo anche noi, e lo è stato, perché Rocca si è incuneato, l'ha colpito per primo da navigato attaccante. Ora attenzione, Barbieri davanti alla porta, conclusione, si erge come un muro qua Emiliano Torre a ribattere questa conclusione. Scandiano parte non bene, benissimo, perché dopo pochi secondi mette la freccia e va a 3 nella voce dei gol segnati. L'ha realizzato Rocca. Va detto anche che era anche ben controllato, si è riuscito a districarsi bene. Ora perde una pallina, ma Busani la recupera sul tentativo di tiro di Raffaelli. Abbiamo detto forse poteva fare qualcosa di più Torre in questa occasione, perché il tiro non era, diciamo, parso irresistibile, però è stato efficace, quindi preciso come sempre Rocca, e ha realizzato la rete del 3-1. Ora Scandiano che cerca di alzare i giri con il ritmo alto, con Lollo Barbieri per Busani. Sicuramente si sarà fatto sentire, come hai detto te Salvo, Enrico Mariotti. L'abbiamo visto rientrare alla squadra dopo e qualcosa probabilmente non gli è piaciuto, forse anche nell'atteggiamento negli ultimi 10 minuti, perché comunque Viareggio si era fatto sotto e sicuramente si farà sotto anche in questo secondo tempo. E allora si riparte con Viareggio che prova a rispondere un po'. Dall'altro lato Scandiano con Roca, slalomeggia alla prima marcatura, tra l'altro stagionale. Roca, il gol del 3-1 porta la firma del galiziano. Tognacca verso Busani, dentro, sbaglia il suggerimento, 2 contro 1, la lascia lì Raffaelli, poi Spagnuolo, toccata da Tahiti che compie una gran parata. Roca dentro, Tognacca non riesce nella conclusione, l'ha appoggiata quasi addosso al portiere, poi la recupera Scandiano con Barbieri. Adesso può ripartire con calma la formazione rossoblu. Roca sempre seduto, coach Enrico Mariotti in piedi. Intanto c'è una infrazione, fallo commesso da Viareggio, il terzo. In piedi coach Alessandro Martini, tecnico dell'SPV Viareggio. Tocca a Scandiano rimettere in gioco con Busani verso Tognacca. Vede Roca, poi Busani. Ora gestire palla dietro la porta di Torre, Tognacca, Busani, scambio con Roca, Busani, stretto a tornare indietro, finta contro finta, imbucata verso Tognacca, palla dentro per Busani, la respinta. E allora può ripartire Viareggio dall'altro lato con Cardelli, Mora Paceco, Spagnuolo e Raffaelli a chiudere il quintetto.
Conclusione di Spagnuolo, poi Raffaelli avrebbe anche l'opportunità per ribadire a rete, ma non ci riesce. E allora può ripartire Scandiano con Tognacca. Rocca. Ancora verso Tognacca. Busani dentro per Barbieri, che non riesce a concretizzare una gran bella azione di Scandiano. Qui è stato anche bravo Torre, a dir la verità, però forse poteva angolarla un pochino di più. Barbieri, Busani recupera la pallina alle spalle della porta di Mattia Tahiti. Rocca si distende, Tognacca, Busani, ora frena Busani, indietro per Tognacca. Rocca, Barbieri, Tognacca. Il Barbieri non riesce a deviare, allora Cardelli dall'altro lato, la conclusione sporcata da Tahiti, poi resta inchiodato lì e perde il possesso di Areggio. Non ci arriva Barbieri, la recupera Mora Paceco, gran giocata, prova a liberarsi ancora Mora Paceco sulla sinistra dietro la porta, difesa da Tahiti, si libera per l'alza e schiaccia, non gli viene molto bene e allora Rocca recupera il possesso e va a servire Busani. 20-15 Busani, conclusione imprecisa. 20-10 adesso da giocare in questa ripresa. Scandiano che conduce 3-1 su Viareggio. Raffaelli, poi Cardelli frena. Spagnuolo pensa alla conclusione, gran parata qui, più per i fotografi questa di Tahiti, a dire la verità Sandro, però una gran parata, sempre molto attento il portiere di Scandiano. Sì, non è facile quando ti chiamano in causa poche volte durante la partita. Mattia è un portiere che abbiamo visto si esalta con tante conclusioni di seguito anche consecutive, stavolta è meno impegnato, però le volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente, è capitolato per il momento solo una volta. Bisogna comunque sempre stare attenti a questo Viareggio, anche se sembra aver perso un pochino di condizione fisica. Vediamo se la partita è molto lunga. Vediamo ora Cardelli che ha un po' di spazio, non se la sente di tirare, fa su di sé Barbieri, commette fallo, si fermi, lo vede, ha visto se lasciare proseguire l'azione dopo la palla quando è stata persa, ha concesso il fallo da un punto anche abbastanza pericoloso, perché abbiamo visto che Viareggio ha anche dei buoni tiratori. Mora Paceco sulla pallina, dietro di lui Cardelli. 5:36 di gioco di questo secondo tempo. Vediamo subito Cardelli, bravi i giocatori scandianesi ad andare sulla pallina a recuperarlo, poi Tognacca arriva per primo, poi gli viene trattenuta la stecca, il bastone da Cardelli, dallo stesso Cardelli, quindi recupera palla, punizione battuta veloce, Tognacca sulla pallina, sempre molto veloce, il 29 maglia rosso-blu, all'indietro per Lollo Barbieri, cerca spazio, è ben posizionato dietro il Viareggio, difende sempre a uomo dall'inizio, abbiamo visto questo tipo di difesa aggressiva, poi Barbieri non riesce a girarsi ma riesce a trovare comunque Busani, belle azioni scandianesi, abbiamo visto bel gioco di squadra anche per andare alla conclusione. Stavolta è stata più brava la difesa di coach Alessandro Martini, che sta dando indicazioni in panchina ora ai suoi, vediamo se sarà qualche cambio fra poco. Squadra che sembra un pochino più stanca quando la manovra si fa un po' più lenta e cominciano le conclusioni dalla distanza, e ricordiamo che comunque Viareggio ha dei tiratori dalla distanza. Ora Mora Paceco controllato dal Galiziano Rocca, poi all'indietro butta via una palla il capitano Spagnolo, non era uscito Raffaelli per farsi vedere, quindi Scandiana buon gioco a riprendere il possesso con il capitano Lolo Barbieri per Busani, va dietro porta, cerca un po' di spazio, poi cerca una palla, un taglio di Tognacca, ma trova il pattino di un avversario, poi va a recuperare le palle per un momento, bel gioco di stecca di Raffaelli che riesce anche ad andare alla conclusione sul primo palo, attento Tahiti che gli copre lo specchio della porta, 17:50 ancora da giocare, sempre Scandiano in avanti per 3-1, Cardelli dalla distanza saggia le capacità balistiche di Tahiti che risponde ancora una volta presente con il 9 Alex Rocca, subito dall'altra parte per Tognacca,
che cerca un po' di spazio, all'indietro per Busani, manovra sempre sicura, non abbiamo visto perdere palline nella gestione del possesso, di questo sarà contento coach Enrico Mariotti, poche disattenzioni con palla in mano, or poi non viene ravvisato questa spinta di Paceco, quindi può andare in avanti Viareggio col capitano spagnolo, gioca per Cardelli che ha un po' di spazio, poi cede all'indietro per Raffaelli, fa viaggiare la palla a Raffaelli, cerca un 1-2 spagnolo con Mora Paceco, non si chiude, ancora Barbieri che va già in avanti, non si ferma, i ritmi comunque rimangono sempre alti nonostante siano trascorsi quasi 10 minuti del secondo tempo, qua salvo vediamo a chi ce ne ha di più anche andare al termine, perché comunque vediamo Scandiano sempre attaccare e Viareggio che non molla. Eh sì, e qui tra l'altro Nicolò Busani è andato anche vicino alla marcatura perché sulla conclusione sua c'è stata una deviazione, poi Torre è stato bravo a allontanare, attacca ancora Scandiano, 16 e 20 da giocare in questa ripresa, sempre 3-1 per Scandiano e Dani di Viareggio. Tognacca dietro per Barbieri e allora tenta la conclusione dalla distanza, direi che abbia colpito il palo e poi la pallina di nuovo in tribuna, pronto a rientrare Stefani che sostituisce proprio il capitano rossoblu Lorenzo Barbieri. E allora si ripartirà col possesso per Viareggio. Raffaelli recupera palla, poi gioca di sponda, ma è Mirko Tognacca ad andare a recuperare il possesso per Scandiano. Prova ad andare Tognacca, poi Rocca, Stefani, Tognacca, gira la metà campo, metà pista, Stefani, scambio con Busani, Busani prova a metterla dentro, non ci arriva nessuno, prenotato il time out da coach Alessandro Martini. Rocca va via sulla destra, Rocca aggira la porta, poi serve Stefani, un po' in controtempo, lo scambio tra Rocca e Stefani, interviene Spagnuolo che mette tutti d'accordo, recupera il possesso per Viareggio, prova ad andare via Spagnuolo, finta contro finta, sbaglia qui il suggerimento Tognacca, va via bene slalom all'indietro per Stefani che però esagera un po' col suggerimento all'indietro, forse potevano concludere qui i due attaccanti rossoblu. E allora Mora Paceco dietro per Raffaelli, ancora Cardelli, Mora Paceco, Cardelli ricevuto da Raffaelli, poi Spagnuolo all'indietro, Mora Paceco, conclusione respinta da Tahiti, resta lì Spagnuolo, non riesce a ribadire a rete, 14-20 da giocare, resta ancora in attacco Viareggio, va giù Mora Paceco che cercava il contatto che non c'è, e allora Scandiano dall'altro lato, suggerimento troppo lungo per Nick Busani che comunque ci arriva, velocizza per Tognacca, dietro la porta difesa da Torre che monitora la situazione alle proprie spalle, dentro per Busani, dentro per Tognacca, bella combinazione qui, non riesce, poi Tognacca ancora, palo e poi allontana Torre e adesso Viareggio può rigirare l'azione e andare dall'altro lato con Cardelli fermato qui da una gran lettura di Tognacca che subisce poi anche un colpo, ma il possesso è per Cardelli che resta in zona d'attacco così come tutta Viareggio. 26 secondi per chiudere l'azione offensiva. Spagnuolo si va a chiudere un po' nell'angolo, poi Spagnuolo prova a convergere, fermato, anzi no, dentro, un buon suggerimento Rocca però anticipa Mora Paceco e allora Scandiano può andare dall'altro lato, Rocca slalomeggia male però perché Raffaelli recupera, Spagnuolo esagera anche lui e perde il possesso, Busani può pensare alla conclusione che però non termina dentro e allora time out per Viareggio, caro Sandro, 13-13 da giocare ancora in questa ripresa, partita che si sta avviando verso la fine ma
nelle ultime opportunità nessuna delle due formazioni è riuscita poi a concretizzare. Viareggio ha avuto le sue due occasioni, le ha avute anche Scandiano evidenti, ma non sono riusciti a concretizzare. Bisogna stare attenti perché Viareggio è ancora incollata alla partita, lo vediamo anche nella faccia dell'allenatore che cerca di trasmettere tanta grinta e tanta intensità ai suoi ragazzi mentre stanno facendo il time out ora. È entrato Uva e c'è bisogno di freschezza. Uva sicuramente può essere determinante in questi ultimi minuti per la sua tecnica, per la sua esperienza, dobbiamo dire, anche se è giovanissimo, e potrebbe mettere in difficoltà la difesa viareggina perché la partita non è finita. È 3-1, sì, però come abbiamo detto e come dimostrano le statistiche, Viareggio è sempre rimasta incollata e attaccata alle partite e basta un tiro, l'abbiamo visto, un tiro da lontano, quasi in occhio con un altro giocatore che è passato davanti alla porta, ormai la palla sta per andare dentro, quindi basta una situazione per capovolgere le partite e capovolgere soprattutto l'inerzia della partita. E quindi stiamo a vedere in questi ultimi 13-10 con Uva adesso che è entrato, abbiamo visto no, non ci sono stati, sì è entrato il numero 9 Corsi adesso, perché comunque ha detto che la squadra è un po' stremata, la squadra dell'SPV Viareggio, perché comunque ha dato veramente l'anima e abbiamo visto veramente in anticipo i complimenti a questa squadra per non aver ancora mollato un secondo. Assolutamente sì, Viareggio stasera non si è piegato al destino di vittima sacrificale, anzi sta giocando una discreta partita ed è sotto 3-1, quindi ancora ampiamente dentro al match. Stefani gioca qui un po' con Corsi, Roca, poi Uva prova a velocizzare un po' e va all'indietro da Tognacca. 17 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Tognacca, slalomeggia Tognacca solo davanti a Torre. Tripletta per Mirko Tognacca. Scandiano 4, Viareggio 1. E qui lo slalom di Mirko Tognacca. Azione poi, Sandro, che a guardarla così sembra un'azione individuale, ma in realtà ci vuole il gioco di squadra per lasciare quella corsia libera, tutto quello spazio, e poi Tognacca ovviamente ha la qualità per andare sotto porta e segnare. Sì, ho visto Mariotti io, l'ha chiamato lui questa azione qua, l'ho visto, è probabilmente uno schema che hanno provato in allenamento perché quello di giocare la palla da una parte per poi fare partire un uomo da solo ed è l'uomo più in forma, non è una cosa a caso, non è che si è trovato lì a caso Tognacca, era lì pronto, a tecnica, velocità e ha fatto tutto bene e quindi questa azione è personale sì, ma è dettata da un gran gioco di squadra e qua Mariotti ha alzato le braccia compiaciuto, l'abbiamo visto ed è sicuramente contento di questo gol. Ora non si dà per vinta Viareggio che va con un'altra schiaccia anche in bello stile di Mora Paceco, nulla di fatto, Uva recupera palla, va in contropiede con Stefani, attenzione, va in proprio, poi trova le gambe, Riccardelli va ancora sulla palla, Uva il più lesto ad arrivarci, nulla di fatto, ancora cerca di recuperare Stefani, poi Corsi dall'altra parte un po' solo, ma cerca e trova comunque un angolo che viene chiuso da Tahiti, ancora molto attento, palla dentro di Uva, non molla Scagnano, vuole colpire ancora, si trova sul 4-1, dall'altra parte già Corsi, partita che non ha un attimo di sosta. Comunque, salvo Scandiano ha ottenuto quello che voleva, e cioè allargare il gap, come dicevamo anche nel primo tempo, ce lo sta facendo un po' con fatica, però a 11 minuti scarsi dal termine, sul 4-1 ci siamo. Assolutamente sì, anche se Viareggio l'abbiamo visto e qualche istante fa continua ad esserci, continua ad essere in partita. Roca verso Uva, qui gran parata di Torre che tiene in piedi Viareggio. Uva qui perde il possesso e allora lo recupera Raffaelli che prova ad andare al tiro, si ferma, inchioda sulla pressione di Tognacca e si ferma e torna indietro. Si propone Corsi che non ci arriva, la recupera Andrea Stefani che gestisce il possesso, intanto un infiltrato perché c'è Luca Moncalieri dietro la porta difesa da Mattia Tahiti. Sono tanti volti conosciuti di questi ultimi anni di hockey pista perché intanto c'è un'infrazione, qui il possesso passa a Viareggio. Abbiamo visto anche Matteo Vecchi in tribuna, ex capitano del Centro Palme Scandiano. Abbiamo visto Christopher Bozzetto che, lo possiamo dire,
caro Sandro, da lunedì torna pienamente a disposizione di coach Enrico Mariotti e quindi non da sabato ma dalla prossima settimana dovremmo vederlo anche nei match ufficiali. Intanto qui Tahiti rischia un po' sull'imbucata di Spagnuolo, poi Stefani accelera dall'altro lato, fermato da un buon intervento di Corsi, e allora Mora Paceco prova ad andare via. Mora Paceco, conclusione sul palo, e l'abbiamo detto, Viareggio ancora in partita, 3 contro 1 per Scandiano. Uva, gran parata di Torre, palla che resta lì. Uva prova ad andare via, a Cardelli non gli riesce, e allora Viareggio già dall'altro lato con Mora Paceco, frenata, sterzata, e poi torna però indietro proprio da Cardelli. Palla per Spagnuolo, Viareggio, bella figura qui, bel suggerimento per Cardelli che chiedeva il contatto falloso. Uva va giù, arriva adesso l'infrazione, quinto fallo di squadra per Viareggio, che è andata vicinissimo al gol del 4-2 con il palo colto qualche istante fa da Mora Paceco. Tognacca verso Stefani, ancora per Tognacca, prova ad accelerare Tognacca, prende velocità dentro per Uva che non può arrivarci, si fa quasi un auto-assist Tognacca che va a recuperare il possesso, poi sponda di Roca per Uva, guarda un po' sconsolato Roca perché la pallina poi l'ha recuperata Viareggio, e allora tocca Mora Paceco, all'indietro per Cardelli, sbaglia tutto, Uva la recupera, Uva va giù sulla pressione, non c'è il contatto falloso, anzi l'infrazione l'ha commessa lui. 8:30 sul cronometro, possesso per Viareggio, e adesso fischia il fallo di squadra, terzo per Scandiano. Partita comunque abbastanza pulita dal punto di vista disciplinare. Intanto, mentre lo dico, Corsi va giù in area per un contatto con Stefani, ma ovviamente nulla di fatto, si prosegue, e allora Cardelli sulla pressione di Uva, poi Spagnuolo. Uva prova a intervenire, gran giocata di Spagnuolo che qui, devo dire la verità Sandro, anche se non inquadra lo specchio, avrebbe meritato il gol, perché questa è davvero una bella giocata di Mattia Spagnuolo. Gran gesto tecnico, forse il difensore un pochino deve stare un po' più attento, però diamo i meriti anche a Spagnuolo che ha tentato una gran giocata, poi è uscito in conclusione fuori, e quindi nulla di fatto, buon per Scandiano, perché comunque mancano sempre 8:15, lo ricordiamo, 3 gol si recuperano in un amen. Scandiano deve imprimere un'inerzia in questa partita, deve guadagnare questi 3 punti, perché ricordiamo che sabato si gioca qui al Palerniani col Forte dei Marmi, potrebbe essere una partita decisiva ai fini del primato. Abbiamo fatto qualche calcolo prima, magari non ci potrebbe essere la matematica, però ci si andrebbe molto vicino. Hai parlato prima di Christopher Bozzetto che ritornerà, siamo tutti molto contenti, grazie anche a Federico Zambelli che ci ha fatto qualche delucidazione in più, e ci ha detto anche il motivo per cui non gioca Gioele De Stefano, perché ha avuto un crampo questa notte, quindi non se la sente di rischiarlo Enrico Mariotti, giustamente non ne vale la pena. Ricordiamo, primo gol per lui a Sarzana, un gran gol appena entrato in pista, ha grandi tecniche e li dimostrerà quest'anno, non questa sera. Tanto Tognacca scambia per Uva che ha una voglia matta di fare gol, abbiamo visto più volte puntare alla porta, vediamo se ce la farà in questi 7:50 che mancano alla fine della partita. Tognacca che parte spesso da ultimo uomo, all'indietro per Stefani, buona prova anche la sua, cerca il tiro dalla distanza, respinto dal numero 12 Tomei che è entrato in pista. Intanto Sandro Martini fa ruotare tutti i giocatori, a eccezione del portiere Bazzicchi fino a questo momento. Recupera questa palla Scandiano, cerca di andare in contropiede in 3 contro 2, Rocca, posizione centrale per Uva che si ferma, poi illusione l'ottica della rete, perché comunque si muove ma è esterna, quindi nulla di fatto. Chiude bene qua la difesa di Regina e riparte col suo capitano che è andata vicino al gol prima. La palla non era un tiro, per buttare la palla più lontana possibile, stanca la squadra di Viareggio chiaramente, e Scandiano comunque tiene il ritmo abbastanza alto. Adesso vediamo se ci proverà ancora o cercherà di addormentare un pochino la partita. Certo che Mariotti può essere contento delle sortite offensive, ha giocato molto di squadra. Uva cerca con una doppia conclusione, triple conclusione, la palla non va dentro, si salva in qualche maniera la difesa del Viareggio.
e il punteggio rimane sul 4-1. Qua Salvo Scandiano deve stare attento e forse può giocare, cominciare anche a giocare un pochino col cronometro. Eh sì, perché è chiaro quello che sottolineavi tu, Uva, ma non solo lui, hanno tanta voglia di segnare, perché c'è intanto Stefani all'alza e schiaccia, murato da Torre, e intanto prenota il time out, coach Enrico Mariotti che ci vuole parlare su, e lo dicevi bene tu, Scandiano può iniziare a giocare col cronometro, ma non sembra averne intenzione, come in questa giocata frettolosa di Stefani, che non riesce a servire Uva, e allora è Viareggio a recuperare il possesso. 6 minuti da questo momento alla fine del match, 4-1 per Scandiano contro Viareggio. Tocca a Tomei scambiare con Spagnuolo, prova ad andare via Roca, lo tallona, allora Spagnuolo vede, cerca il servizio per Mora Paceco che perde il possesso, e allora tocca a Roca provare a congelare, adesso sì, un po' la pallina, con 36 secondi da giocare. Conclusione di Uva che invece vuole provare a tirare. 30 secondi per Scandiano per chiudere l'azione offensiva. Stefani si ferma, si propone Uva, ora Stefani verso Roca, frena, inchiodata, Tognacca prova ad andare via, Tognacca gira la porta difesa da Torre, 10 secondi alla chiusura dell'azione offensiva. Roca, finta contro finta, Roca dentro per Uva che non riesce a deviare, allontana Torre, mette giù Mora Paceco, può andare in contropiede Viareggio, Spagnuolo, conclusione deviata, Tahiti, intervento volante, poi bravo Tognacca, bella giocata, scambio con Uva, partita ancora velocissima, Roca finta contro finta, qui esagera un po', pallina che si impenna, la recupera Spagnuolo, bravo a metterla giù per Mora Paceco, 4:33 da giocare, ancora Mora Paceco, prova ad andare via, frena, inchioda, finta contro finta su Stefani, poi Tomei cerca il compagno, Stefani interviene 2 contro 1, Stefani per Uva, non riesce a metterla alle spalle di Torre, poi si scambiano gesto d'intesa, era Tognacca, come mi facevi notare tu Sandro, in effetti vicino alla quarta marcatura. Roca, 4 minuti da adesso, gara che va spedita verso la sirena finale. Stefani, Uva, imbucata per Roca, lo scambio! Gran bel gol questo, applausi per Scandiano che fa il 5-1. Alla fine ha segnato Alessandro Uva, però Sandro anche qui è chiaro sul 4-1 magari ti viene tutto un po' più semplice, ma una triangolazione perfetta, Roca, Roca, ancora Uva, palla alle spalle di Torre. E tutto di prima, aggiungo che non è una cosa assolutamente semplice, qua c'è tecnica, c'è abilità, c'è anche esperienza e magari sì, diciamo che Viareggio non ne ha più, dai, sta facendo fatica in questi ultimi minuti, ma è comprensibile, l'avevamo detto che era duro tenere 50 minuti così, Scandiano ne ha approfittato, è stata più cinica, ha avuto maggior cinismo in questo secondo tempo, dopo il 4-1 ha un po' amministrato e ha colpito quando doveva colpire, cioè adesso quando mancano pochi minuti al termine e la partita può dirsi chiusa, perché sul 5-1 non può dire più di tanto questa partita a livello della spartizione dei punti. 3 vanno a Scandiano, rimarrà a un punto Viareggio che ha dato filo da torcere, è rimasta incollata la partita fino a 10 minuti dal termine, poi adesso deve purtroppo per loro soccombere qui al Palaregnani. 5-1, 3:49 ancora da giocare, è andato a segno Uva, se l'è meritato comunque, perché comunque anche nel primo tempo aveva fatto un'ottima partita, era entrato anche per, diciamo, disorientare un po' la difesa. Ci prova adesso Busani nel momento di blackout di Mora Paceco, ancora Uva per Busani, non sembra volere smettere Scandiano, conclusione sul primo palo di Uva, qua forse poteva angolarla un pochino di più, e a 3:30 Scandiano ancora in pressing sul portatore di palla, anche cerca di andare in avanti, Paceco davanti a porta, colpisce la palla, dice fermi, Barbieri in questo caso, poi un po' con l'esperienza, Scandiano recupera palla, va in avanti con Stefani, di gran carriera, non ci vuole proprio mollare, palla per Uva, che si è fatto vedere dietro porta, all'indietro per Lollo Barbieri, cerca un po' di spazio, fa posizione centrale, poi si libera con un bel gancio, palla per Stefani, tiro io, tiro tu, non tira nessuno, quindi
va in contropiede Mora Paceco, non supera Uva che con esperienza lo aspetta, nulla di fatto qua. Mariotti ha chiesto più incisività ai suoi, giustamente vuole giocarsela tutta questa partita. Uva in alza e schiaccia, supera Raffaelli ma non Cardelli, dietro porta per Busani a 30 secondi per andare alla conclusione Scandiano, ne mancano 2,35 al termine, poi Busani restituisce la palla a Uva sempre dietro porta, cercherà un virtuosismo e così è, cerca un alza e schiaccia, non trova il primo palo, poi Busani in uscita, in conclusione la palla finisce fuori, poi Barbieri si prende tutto lo spazio per andare a concludere, impreciso, cerca il rovescio, nulla di fatto, e in questi ultimi 2,10 Viareggio proverà un po' a spegnere l'ardore della squadra di Mariotti che non ne vuole sapere di finirla qua. Comunque vanno fatti complimenti alla squadra di complimenti alla squadra di Martini perché non ha veramente mai mollato e ha cercato veramente di rendere molto difficile la partita di Scandiano e abbiamo detto ha dovuto soccombere solo fino a 10 minuti del termine. Ancora Scandiano con Uva, 1,40 a giocare, Uva cerca il piazzato due volte gli dice no Emiliano Torre, 2 contro 1 in avanti, Paceco per Raffaelli, cerca il primo palo, glielo chiude Mattia Tahiti, ancora in avanti Scandiano, Busani cerca il tiro, palla che finisce deviata fuori, speriamo anche noi perché comunque le due squadre continuano a giocare ed è questo è un bello spot per l'hockey perché comunque in condizione atletica stasera ci siamo. Sì, diciamo che si stanno anche un po' divertendo, dai, negli ultimi minuti, perché adesso è un po' come si definisce nel basket, un po' garbage time, perché sul 5-1, 1 minuto e mezzo, adesso Scandiano recupera palla, si provano anche delle situazioni diverse, si provano delle giocate che magari non si provano sempre, come questa che ha appena fatto Nicolò Busani. Stefani accelera, finge di servire Uva, poi va lì dietro da Busani, imbucata per Uva, propone Stefani, Uva, e dà sempre la sensazione di avere quell'arma in più con Uva, Barbieri, conclusione sporca che termina al lato, poi Busani cerca Barbieri ma non gli riesce e allora può andare dall'altro lato Viareggio con Mora Paceco che non è molto contento, intanto Barbieri sbaglia solo davanti alla porta, 30 secondi dalla fine, Scandiano 5, Viareggio 1, si avvia verso la sirena finale con Tomei che perde il possesso, Stefani prova ad andare via, Stefani, Uva fermato da un buon intervento di Raffaelli che poi non va a prenderla e allora don't run up the score, come si direbbe in America, don't run up the score, 4 secondi e si va tra gli applausi alla sirena finale. Scandiano 5, Viareggio 1, quarta vittoria in altrettante gare per Scandiano, caro Sandro, come ricordavi tu Scandiano sale a quota 12, Viareggio resta a quota 1, si torna in campo qui al Pallaregnani sabato contro Forte dei Marmi, una vittoria aprirebbe al 99% le porte a Scandiano alla Final Four di Coppa. Sì, dobbiamo dire di sì, 4 partite, 4 vittorie, convincente anche questa, ha avuto pazienza anche la squadra di Enrico Mariotti perché comunque non è stato facile contro Viareggio, soprattutto nel primo tempo, sembrava facile dopo il 2-0, poi dopo il 2-1 ha tolto un po' di certezze e vanno fatti i complimenti alla squadra di Martini, l'abbiamo fatto più volte, però ha tenuto fino a 10 minuti del termine quando Scandiano poi ha messo la freccia e ha saputo gestire bene il risultato e questo è segnale di maturità per una squadra che a volte gioca anche a memoria. E allora tripletta di Tognacca e reti di Rocca e Uva per Scandiano, rete di Mora Paceco per il momentaneo 2-1 nel primo tempo per Viareggio, squadre che sono pronte a prendersi gli applausi del pubblico e sono meritati per entrambe, c'è da dire. In questa serata per noi può essere davvero tutto, dal Pallaregnani con Scandiano che batte Viareggio 5-1, ci risentiamo ovviamente sabato quando a Scandiano si giocherà Scandiano Forte dei Marmi. Da Salvo Fratello, Sandro Rainieri, una buona serata e alla prossima, ciao!